Buongiorno a tutti ragazzi, poco fa un amico, come lo conoscete tutti quanti, Marco Kenway, mi ha mandato un video alquanto diciamo un po' stranissimo. In effetti il video dice che ci sono due pianeti vicino al Sole, ma la mia teoria non è questa qui. In effetti, anche come io e lui abbiamo detto, Marco Kenway, lui così diciamo si chiama su YouTube. Noi crediamo che in effetti non siano due pianeti come dice il video. In effetti crediamo che siano due navi madri che stanno davanti al Sole, perché due pianeti sinceramente non credo che siano. Io poi dopo vi metto il link che mi ha mandato Marco Kenway. Guardatelo, questo è un altro come me che fa video su YouTube, però sinceramente non credo che questi due oggetti che vengono osservati, che lui diciamo in effetti questa è una ripresa aerea, io non credo proprio che siano diciamo ragazzi mh, pianeti come dice il video. In effetti noi crediamo più che siano due grandi UFO giganteschi, quindi diciamo che sono navi madri, cioè navi che possono contenere, come stavamo dicendo poco fa io e Marco, forse centinaia, 100.000, 1.000 persone, 10.000, poi non sappiamo con esattezza poter sapere quante persone ci potrebbero stare lì. Però, dato che il Sole è molto grande, c'era una sfera che poi vi vedrete nel video che metterò il link, che era molto grande, ragazzi, vicino al Sole. Comunque il Sole è gigantesco e questa comunque si vedeva bella grande. E poi c'era un'altra più piccola. Quindi diciamo che è un po' in dubbio la situazione, perché non crediamo, né io né Marco stavamo parlando proprio di questo poco fa, che non siano due pianeti, perché non può essere. Li avremmo visti pure noi, pure io e Marco, sempre alla caccia di questi alieni, queste cose strane. Stiamo sempre a osservare il cielo, il giorno, la notte. Pure io faccio le riprese a sole, però non ho mai notato, diciamo, una cosa così. In effetti qualche volta c'è stata una sfera, ma era un difetto della telecamera, perché quando fai la rifrazione solare, quindi siccome è forte, allora esce tipo quel tondino, ma qua non è il caso di questo video. Quindi questo video secondo noi, da parte mia e da parte di Marco, pensiamo siano navi madri, quindi navi aliene che stavano là vicino. Perché parliamoci chiaro, se quei due pianeti, come loro dicono in questo video, ma non perché voglio screditare giustamente il proprietario del video, no, però non credo che, se ci stavano questi due pianeti, non è che questi pianeti stanno lì, poi se ne vanno, poi ritornano, cioè, capite che voglio dire? Cioè, due pianeti osservabili, non è che io adesso mi sono affacciato, io non vedo nulla, quindi ho messo pure lo zoom e tutto, non riesco a vedere nulla. Quindi in effetti se ci stanno, stanno lì, non è che si muovono. Quindi se ci dovevano stare, ci devono stare fissi. Poi ci stanno tanti ragazzi che lo fanno, diciamo, per professione, chi amatorialmente, si sarebbero visti, ma qua nel caso nostro questa registrazione è stata fatta, hanno detto che sono pianeti. Secondo me è sbagliato. Secondo la mia opinione, come pure quella di Marco Kenway, secondo noi sono navi madri, sono UFO giganteschi. Poi guarderete il video dice in effetti che sono due pianeti vicino al Sole, però secondo me il titolo esatto era scrivere ci sono due UFO giganti vicino al Sole. Quindi perché non è che i pianeti si spostano, quindi dovevano stare su per giù vicino al Sole, ma non ci sono nulla. Quindi non è che compaiono e poi scompaiono, compaiono e scompaiono. Solo navi aliene possono fare questo, cioè quando l'aereo è passato e ha fatto la ripresa, c'erano queste navi madre ferme lì. Poi, quando è stata fatta un'altra ripresa, non ci stava più nulla. Non è che i pianeti si sono spostati, semplicemente non erano pianeti. Questa è la mia teoria, in effetti. Poi posso sbagliare, ma non credo che sto sbagliando a dire.
Comunque ragazzi, andate a vedere il video, io lo metto sotto i commenti come al solito, perché sapete che è di proprietà di un altro youtuber, quindi non posso dire come la penso io, questo sì, però non posso riprodurre il video suo perché ci sta il copyright, voi sapete benissimo. Io posso commentare con le mie parole il video suo e posso dire che secondo me non sono pianeti, ma bensì sono UFO giganteschi che stanno davanti al Sole. O forse si stanno caricando, come io ho sempre detto, che il Sole secondo me o è uno Stargate, cioè che attraversano lì e vanno da una parte all'altra, oppure il Sole, diciamo, rifornisce di carburante queste navi alieni, UFO e tutte queste cose qua, diciamo, là fuori. Quindi le teorie sono queste qua ipoteticamente per me, ma che c'erano due pianeti lì e poi non ci sono più, non la vedo proprio una teoria stabile, parliamoci chiaro ragazzi. Quindi se stavano queste due macchie grosse belle ferme lì, potevano essere solo semplicemente due UFO giganti, quindi non UFO normali, ma madri, diciamo navi madri, cioè navi molto grandi. Ciao avvocatella. Quindi io vi metto il video perché lo metto giustamente nei commenti, perché ripeto, non è mio, di un altro che fa i video come me, quindi a lui i diritti, quindi automaticamente andrete sul suo canale. Però ragazzi, ritornate poi da me e dite: Giuseppe secondo me è questo, Giuseppe secondo me è quello, diciamo, voglio un vostro parere, perché io e Marco abbiamo detto che per noi sono navi aliene grandi, quindi madri, quindi gigantesche. Poi ditemi voi, secondo voi sono pianeti ragazzi? Lasciatemi un vostro commento, una vostra cosa. Dici Giuseppe, secondo me so. Giuseppe, quello che pensate voi, quello che dite, a me va bene tutto. Quindi più siamo le persone che riusciamo a commentare, più ci facciamo un'idea del più o meno. Perché io posso pensare una cosa, tu puoi pensare una cosa, quindi però se 10 persone dicono la stessa cosa, allora è una cosa più plausibile, quindi una cosa più concreta. Quindi guardate questo video, che poi dopo che ho fatto, diciamo, fa il caricamento del video stesso, io come faccio l'elaborazione, perché ci vogliono 3-4 minuti, metterò il link di questo video che mi ha mandato Marco. Quindi guardatelo e ditemi che cosa sono, perché i pianeti non credo, perché non è che questi pianeti si spostano così. Quindi io adesso ho provato a vedere il sole, sinceramente vedo solo il sole, intorno non vedo nessuna anomalia, nessuna cosa, quindi personalmente non ho visto nulla, quindi non credo che si spostano, se ci stanno i pianeti ci sono e basta. Quindi la teoria è questa qui. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, guardate il video che poi metterò lì sotto, però tornate sotto al mio canale giustamente e ditemi la vostra opinione di che cosa secondo voi è. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito a tutti.